Spazio Più. Buongiorno e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori dello Spazio Più del martedì pomeriggio. Io sono Mimmo Magnetta, quello che da 25 anni praticamente vi assilla con quelle che sono le problematiche dei lavoratori italiani, ma è meno male che ci sono io, perché se aspettiamo altri tutti scappano e nessuno appunto si interessa dei lavoratori. Oggi assieme a me ho due validi aiutanti dei lavoratori, soprattutto i lavoratori autonomi, in particolar modo degli ambulanti, ma anche di tutti i commercianti in sede fissa. E appunto ospite con me niente po' di meno che Giancarlo Nardozzi, il presidente nazionale del Goia FENAPI. Buongiorno Giancarlo e bentornato. Buongiorno Mimmo, grazie, è sempre un piacere. Ed abbiamo anche con noi Gregori Massa, che praticamente Giancarlo è il presidente, Gregori Massa è la Azzeccagarbugli, vero o no? Gregori, ci sei con noi? L'ho detto bene definirti Azzeccagarbugli o no? Se non ci fosse lui, sì. I garbugli sono tanti. Anche perché sono anni che c'è qualcuno che invece che difendere i propri i propri lavoratori, quelli che appunto dovrebbe rappresentare, invece che difenderli li affossa. Appunto. Meno male che c'è Giancarlo Nardozzi, c'è Gregori Massa e un pochino anche Mimmo Magnetta, dai qualcosina, insomma. Cerchiamo di tenere duro. Sì, cerchiamo di tenere duro. Ma non sento Gregori. Gregori, batti un colpo se ci sei. Gregori Massa? Si prova a contattarlo. Gregori, dacci una voce. È in linea? Non si sente, casomai stiamo benissimo. Ora la regia sta cercando di contattarlo. Vabbè, cominciamo noi, Giancarlo. T'ho voluto con me oggi perché appunto ho visto i tuoi post in cui appunto rilanci la chiamata alla lotta di tutta la categoria degli ambulanti italiani, perché qua se non ci si dà una mossa sono cavoli senza zucchero, è vero o no Giancarlo? È vero, lo sono già. Sì, perché c'è una situazione drammatica. Se tu hai notato nel video, ho detto chiaramente: inutile che vi dica per cosa dobbiamo scendere in piazza, perché lo viviamo tutti i giorni. Abbiamo bisogno di sostentamento e di dignità, di riavere la nostra dignità, perché così non si può andare avanti. Certo, perché praticamente spieghiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che cosa sta accadendo in Italia da quando hanno inventato il discorso di accettare la legge, la direttiva europea Bolkestein, che era solo un invito e non un obbligo. Praticamente dal 2012 ci hanno messo in croce, dal 2006, noi ce ne siamo accorti nel 2010. Sì. Ne siamo accorti, nel 2006 sapevano già tutto tutti, ma il problema è che noi eravamo anche riusciti a trovare una strada per rimanerne fuori, tant'è vero che la maggior parte dell'Italia ha rinnovato con la legge voluta da noi. Giancarlo fermo là, abbiamo con noi anche Gregori. Gregori, ci sei? Dacci una voce, Gregori. Gregori Massa, allora ti fai sentire o no? È diventato timido Gregori Massa. Vabbè, insomma, continuiamo noi mentre la regia cerca appunto di contattarlo. Allora, Provo a chiamare Danilo. Un po' se è in linea. Vabbè, stavamo dicendo che dal 2006 voi ve ne eravate già accorti, nel 2010... No, noi dal 2010 ce ne siamo accorti. Ce ne siamo accorti grazie a un ragazzo dell'ANVA, pensa un po' te, la Confesercenti, che ha tirato giù una manifestazione che poi è stato puntualmente buttato fuori. E poi da lì siamo partiti, abbiamo creato una situazione nostra, perché ci siamo resi conto che
le associazioni erano concordi a questa direttiva. Tu pensa che all'epoca si parlava già, perciò erano preparati a questo, dell'intesa Stato e Regioni, no? Se ti ricordi. Sì, come no, certo. Tu pensa, no, che per loro l'intesa Stato-Regioni, io me lo ricordo, 10 più 10 più 20, menavano tutte queste cose qua, no? Oggi la ripropongono ed è successo esattamente quello che avevamo predetto. È intervenuto il Presidente della Repubblica dicendo che non si può, perché comunque la Bolkestein, se ti mettono dentro, non ha diritto a particolarità, a prelazioni. Bon, sì. per cui questo è un passaggio grave. Poi, per non parlare di tutto il contorno che ci hanno speculato sopra e della nostra categoria in una maniera da terrorismi proprio, è una cosa schifosa. Noi come associazione siamo rimasti al di fuori di tutti, questa è una cosa che è stata, diciamo, la miglior posizione che potevamo avere, e questo ci ha permesso di portare avanti quasi in tutta Italia il rinnovo almeno fino al 2032, nonostante che tanti hanno provato a far cadere tutto, ma la legge, per fortuna, da quel lato lì ci ha tutelato. In questo siete stati fortunati. Voi appunto a Torino siete stati... Più che fortunati, ci siamo impuntati. Io mi ricordo, guarda, quando è stato ora dei rinnovi, io mi ero impuntato anche verso i colleghi, perché colleghi, non capendo, dicevano ma adesso sotto Covid dobbiamo fare. Io insistevo, ho detto guarda, perché sentivo l'aria come tirava, ho detto rinnoviamo, gli ho detto così almeno siamo tranquilli, ed è stato un passaggio. Adesso oggi, guardando Milano, guardando Roma, guardando qualche città, per fortuna poche, però ci sono, perché tra l'altro la cosa che fa ridere è che in alcune città sempre i soliti noti stanno rinnovando con la legge del Goia, dicendo che loro salvano le... Giancarlo, a qualcosa sei stato utile, no? Meno male, hai capito perché? però fa ridere, no? Che dicono merito nostro, se era merito tuo lo facevi far subito, no? Perché intanto città come Milano e altre città dove non hanno rinnovato, la maggior parte delle colpe vanno a chi gli andava a dire di aspettare le linee guida, di aspettare quello, perché l'obiettivo era quello di reinserirci. È stato evidente la cosa. Certo. Evidentemente c'è un retro guadagno fuori dal normale, però terremo duro, dai. Ma non è solo quello il problema degli ambulanti. Forse, guarda, ti dirò di più, che la Bolkestein è passata quasi in secondo grado, perché se tu hai notato le piazze si stanno svuotando, la gente non fa più nulla, abbiamo bisogno veramente di alzare la testa e cercare di rimettere in piedi i nostri mercati, che ce li hanno martoriati su tutto. Giancarlo, io voglio dare un consiglio agli ascoltatrici e agli ascoltatori: andate sulla pagina social del Goia FENAPI e guardate i vari filmati che appunto registrano i vari incidenti che il popolo lavoratore ambulante deve subire. Cioè, altro che i lavori usuranti, quello dell'ambulante è veramente un lavoro eroico, per certi versi. Ma non solo, cioè, noi adesso si stanno avvicinando a noi tanti del commercio fisso, tant'è che abbiamo creato un'altra fazione del Goia che andrà a tutelare il commercio fisso, perché la gente non si sente più rappresentata, non si sente più difesa, ma dai, già da un pezzo questo. E questo perché? Perché praticamente in Italia il piccolo commercio, la piccola iniziativa, la piccola e media impresa, invece che venire supportata, viene affossata. Certo, ma tu hai mai visto un sindacato che si è battuto contro l'online per i negozi, si è battuto contro i supermercati, le costruzioni dei supermercati, anzi hanno fatto i sindacati dentro. Certo. Contro le tasse alte, non ho mai visti scendere contro l'aumento dei tributi. Adesso guarda un esempio, il canone unico, no? Certo. Quella è un'altra legge che abbiamo fatto, noi lo sai, no? La tassa giornaliera
per i tributi. Tu guarda se qualcuno la propone, anzi mirano a far pagare di più per non permettere che l'ambulante paghi giorno per giorno. Noi a Torino, io ti dico, se regge ancora la situazione è proprio grazie a questo, perché in giornate di pioggia i mesi scorsi ci sono stati tutti quei giorni di pioggia, almeno l'ambulante non riuscendo a lavorare non ha pagato comunque i tributi, giustamente, perché non presenziava lo stallo. Per cui questa è una legge nazionale, noi l'abbiamo fatta per tutti, non solo per il governo, dove in tanti posti la stanno applicando, adesso verrà applicata anche a Venaria Reale, a Cerignola, a Bisceglie l'applicano? Bisceglie no, ma perché non gliela, allora, e ad Andria nemmeno, manco. No, stiamo provando a farla però realizzare a Bari c'è l'assessore tramite il nostro presidente Di Gioia che hanno presentato la richiesta, speriamo che vada a buon fine, perché comunque è un grosso aiuto per la categoria sicuramente. Certo, perché spieghiamolo agli ascoltatrici e agli ascoltatori, in Puglia esistono i mercati più numerosi, per dire ci sono mercati con 400 posti, ma addirittura anche di più, insomma. Perché in Puglia, ad Andria per esempio c'è un mercato di 400 e passa banchi. E però se va avanti così, ma sai perché non la presentano? Perché l'ha fatta il Goia. Pensa come siamo ridotti qua. Io mi ricordo, e ti ricorderai anche te perché c'eri anche te, no? Tutti questi fenomeni col cartello in mano, Amve Siva non mi rappresenta, adesso vanno tutti a braccetto. D'altronde per sopravvivere si fa questo ed altro, perché tanti dicono, sai, io ho famiglia. A me c'era uno che diceva, un ambulante che diceva che non poteva venire Giancarlo, c'era un ambulante milanese che diceva che lui alle manifestazioni non poteva venire perché doveva portare la figlia a danza, un altro perché doveva portare la figlia a fare karate. Perché infatti il problema è questo, gli ambulanti italiani hanno perso un po'. Tu pensa, allora guarda, io porto avanti l'esempio, allora noi adesso siamo un sindacato inizia a essere radicato, ma radicato veramente. Giancarlo Nardozzi, fermo là, ti devo interrompere perché siamo alle 15:30 e c'è la pausa pubblicitaria, sennò qua mi cacciano. Va bene. Rimanete con noi, giusto. Pubblicità. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Rieccoci, è sempre lo Spazio Più del martedì. Io sono Mimo Magnetta, in contatto con me telefonico c'ho Giancarlo Nardozzi. Giancarlo, ecco, solo una piccola precisazione, dato che abbiamo problemi tecnici qua in radio, non ne solo mancano due parole, poi no, noi stiamo ancora 10 minuti e te, perciò diciamo tutto quello che c'è da dire, che certi signori meritano di sentire, e poi dopo passiamo la parola va bene, alla Zecca Carbugli Gregori Massa, va bene? Va D'accordo? bene. Va bene. E stavo dicendo, no? Siamo un sindacato ormai ben radicato in diverse regioni, ma radicato realmente, non spot su Facebook, no? E Torino, nel Piemonte, abbiamo sempre cercato di creare dei precedenti, no? Certo. Per esempio la tassa giornaliera, i rinnovi automatici, abbiamo provato anche politicamente con degli ottimi risultati. Tutto questo dà dei vantaggi alla categoria, senza aver bisogno di essere nel CNEL, senza aver bisogno di avere il Contrin, anche se dovremmo arrivare a quello, perché lo Stato non dà la libertà di poter fare sindacato. Anche perché, Giancarlo, raccontiamolo, anche perché c'è un solito noto che praticamente ostacola il Goia FENAPI, proprio per questo fatto, dato che non il Goia non è inserito nel CNL, nel CNEL. No, noi lo siamo in realtà con la FENAPI, no? Siamo nel quadro CO, però loro fanno le loro leggine a personam, che secondo me sono illegali. Infatti, tant'è vero che ho mandato un esposto alla regione e proverò ad andare avanti legalmente per vedere poi come va a finire, perché io, uno Stato democratico e libero, vietare di fare sindacato lo trovo una cosa a dir poco gravissima. Parallelamente stiamo andando avanti con la FENAPE per entrare nel CNEL, ma questo proprio perché questo monopolio va eliminato assolutamente. La cosa più grave è che loro non hanno più i numeri. Questa è una cosa gravissima, eppure nonostante si presentano ai tavoli a parlare per gli ambulanti, si presentano ai tavoli gente, non solo loro, anche altri che non hanno i numeri, non parlano per nessuno, Beh, c'è qualcuno in particolare che non c'è manco più un banco, per cui di fatto non dovrebbe nemmeno, fare il presidente degli ambulanti. Quello sarebbe il meno se uno facesse bene, però comunque la libertà è una cosa importante e invece viene assolutamente privata. E noi pensa che a Torino abbiamo raccolto firme degli ambulanti, se tu vieni in una città come Torino praticamente non ce ne sono più iscritti alla FIVA, anzi tra l'altro la FIVA non è neanche più presente, perciò è come lì, se tu giri, prendi una città come Asti, parlano di FIVA, ma sono in tre di numero. Ma te ne potrei portare a centinaia di... Però c'hanno la faccia come il risparmio l'aggettivo, perché io ho letto dei messaggi di questi della FIA che dicevano che il Goia praticamente sono 2 persone. Loro sono 3, ma dicevano che il Goia ne sono 2. Vabbè, ma infatti guarda, io ti dico, noi ci siamo... si è candidato il nostro Gregori, no, alle regionali, ma perché l'abbiamo fatto? Io una lista civica, non faccio nominare perché non mi piace, non voglio fare propaganda, però solo a Torino abbiamo portato 1600 voti. Quando si presenta l'amico dell'Ascom, l'amico non arrivano della Confesercenti e tutto, non arrivano a 50-70 voti. Capito? Ma questi sono numeri alla pari, ma perché l'abbiamo fatto? Prima di tutto per far capire anche alla politica stessa il peso che abbiamo, e nello stesso tempo per dimostrare che non c'è bisogno di un CNEL per essere rappresentativi, no? E questo comunque ha influenzato tantissimo il tutto. Sì, e soprattutto perché c'è certa politica che gli dà anche ascolto, mentre invece dovrebbero... Il problema è quello, ma adesso io vorrei capire, no? Io vedo sempre Torino, una città come Torino, ma è solo un esempio perché potrei parlare per tutti, no? Per quasi tutte le città, perché in alcuni punti è vero che sono ancora presenti, ma non è quello che va a rappresentare l'Italia intera. E non si riesce a capire, stanno perdendo pezzi a destra manca. Non vorrei che poi si arrivasse a un punto che li dobbiamo mantenere pure come
come tramite la politica e tramite l'istituzione, con i soldi dei cittadini. Questo mi dà quell'impressione lì, perché non riesco, se no altrimenti non si capirebbe da dove arrivano. Comunque, vabbè, insomma, stavamo dicendo che voi siete presenti in diverse regioni italiane e certo. Leggevo stamattina un post di Gilberto Marcolin che diceva che appunto anche a Venezia ci sarà, dillo tu, dai, fai tu. A Venezia sarà una cosa bellissima, voluta da Gilberto, appoggiata tremendamente da noi in maniera ossessiva, e ci sarà una fiera degli ambulanti, naturalmente senza speculazione, ma sarà nel centro di Venezia, dove tutto il mondo vedranno i banchi degli ambulanti, il draghetto del Goya, e per me è veramente tanta roba. Però scriveva Gilberto che il Goya praticamente sta aprendo gli uffici anche lì, o ho letto male io? Sì. No, ma noi adesso qua a Torino 2 sedi, io ti sto parlando della nuova sede, stiamo ristrutturando. Aprirà anche a Venezia, a Mestre l'aprirà anche Gilberto. Ci sarebbe la possibilità di aprirla anche a Milano, però manca la persona giusta, spero che prima o poi qualcuno si faccia avanti, e chiunque, guarda, approfitto della radio, chiunque vuole aprire una sede ci contatti che gli diamo una mano per aprirla. Giancarlo, dai i tuoi riferimenti, perché invitare la gente... il mio numero di telefono è 327 19 22 960. Nardozzi Giancarlo, è il presidente del Goya. Se volete aprire una sede, volete fare un sindacato puro a difesa della categoria e dargli anche un rifugio, no? Perché noi non è tanto che abbiamo aperto la sede, sono 4-5 anni, però ha un forte riscontro, perché comunque la gente sa dove andare, cioè sa quando ha bisogno si trova a casa sua. Questo è importantissimo. Peraltro si trova con persone competenti, perché tu, Giancarlo, sei uno che le conosce tutte. Poi appunto hai la fortuna di avere come tuo Gregory, il tuo assistente. Ma Gregory tante cose le dobbiamo a lui, la tassa giornaliera, il rinnovo automatico. Lui sto ragazzo ha un sapere, un'intelligenza che è la fortuna non solo del Goya, ma di tutti gli ambulanti d'Italia, perché tanti non lo sanno, ma se si trovano avvantaggiati su qualche cosa, le ultime leggi fatte a favore degli ambulanti sono partite da lui, sono partite dal Goya volute, ma lui le ha elaborate e ha dato la possibilità di farle, e questa è una cosa. E la cosa di bello è che Gregory Massa ancora fa l'ambulante, giusto? Certo, va a ritirare ancora il banco ai genitori lui. A tutti lo facciamo. Perché noi il lavoro appunto di cui stiamo parlando... Ho mollato un pochettino perché mi è partita la schiena o una protesi all'anca. Caro Giancarlo, tu ormai sei diventato un boomer, sei diventato un vecchio. No, lo so, però il mio figlio va avanti e i miei fratelli vanno avanti, io ci sarò sempre al mercato perché è la mia vita. Certo. Questo è un dato di fatto. Il mercato a noi ci ha donato tanto, ed è giusto che quando uno riceve tanto ridà altrettanto. Ma poi è uno stile di vita, mi dispiace, io non riuscirei a stare lontano da una piazza. Certo. È una droga. Sì, per certi versi sì, è vero. Infatti noi siamo quelli che quando vanno in vacanza la prima cosa che fanno vanno al mercato, nelle località. Vanno a vedere il mercato, esatto. E vabbè. Senti, come hai intenzione di rilanciare la lotta, di risvegliare questi ambulanti addormentati? Allora, tanta gente è stanca, mi stanno chiamando praticamente da tutta Italia. I miei direttivi sono attivati, ci stiamo organizzando. Adesso a breve farò un incontro con dei ragazzi della Toscana e delle Marche. Ci andrà un pochettino di tempo, non sarà imminente, però voglio che sia una cosa
stile 2016 certo. che abbia un forte impatto. Comunque inizieremo sicuramente a martellare finché non si stancano di martellarci. Certo. È poco. Certo, anche Poi perché tu lo sai che quando inizio io finisco. anche perché la difesa è sempre legittima. Allora, se noi praticamente ci ritroviamo a essere ogni giorno di più annientati, noi è giusto che ci si ribelli e che ci si difenda. Io inizio a pensare che intanto ci va una riforma del settore, intanto abolire la legge Bersani, che quella è secondo me la prima cosa, una riforma sindacale, questa è una vita che lo dico, perché a mio giudizio non ci deve essere ci deve essere il voto della categoria, ma questo vale sia per il fisso che per l'ambulante. Secondo me decide il titolare da chi vuole essere difeso o meno. Quella è una cosa che mi piacerebbe, sono sicuro che i soliti noti e anche tanti altri sparirebbero, così smetterebbero anche di far danni a un comparto che, torna a ripetere, gli stanno levando piano piano l'anima. E questa secondo me è una delle basi. Poi ci vanno anche degli aiuti economici, ma veri. Io, guarda, qua in Piemonte, insieme al presidente Cirio, il presidente Cirio e l'assessore Bongiovanni hanno dato dei finanziamenti, soldi veri agli ambulanti. Noi abbiamo dato finanziamenti per 1 milione, non finanziamenti, bonus a fondo perduto per 1.300.000 euro. Abbiamo dato. Ecco, noi abbiamo bisogno di quello a livello nazionale e ci siano degli investimenti. Io non so, se alla Fiat danno la cassa integrazione o ai supermercati li tutelano con tasse e tutto, è quasi ora che qualche cosa ce la fanno vedere anche a noi, anche perché così ci rimettono tutti, sia il titolare sia lo Stato, perché il titolare si indebita, va a finire negli uffici di riscossione senza dare nulla, e queste sono tutte spese che ci ritroviamo a carico noi come cittadini italiani, perché chi non lavora va mantenuto, e inoltre tutti i debiti che ci sono dentro l'Agenzia delle Entrate hanno dei costi elevatissimi, perché il debito costa e difficilmente chi è là dentro ha qualcosa da dare. Vabbè. Giancarlo, che facciamo? Sì. Diamo la voce anche a Gregori? Assolutamente. E niente, teniamoci in contatto. Io ripeto, per quello che mi è possibile ti supporterò, vi supporterò in tutto quello che appunto voi elaborate. Lo so, Mimmo, sei l'unico. Questo mi fa sempre piacere sentirti. Grazie Giancarlo Nardozzi, presidente nazionale del Goia FENAVI. Ciao, buona giornata. Adesso cerchiamo il nostro Zecca Garbugli, Gregori Massa, vediamo se riusciamo a cuccarlo. D'altronde qua l'apparato della radio è quello che è, insomma ogni tanto ci capita qualche inconveniente tecnico. Quella è colpa evidentemente per certe cose, per esempio sul lavoro ambulante è colpa degli ambulanti che si danno poco da fare, e qua invece la colpa è di chi dovrebbe sostenerci. Qua arrivano pochi fondi, insomma, per cui le linee sono quelle che sono e ogni tanto appunto abbiamo difficoltà. Pensate che ormai la rassegna stampa la si fa guardando su internet. Io potrei morire, se dovessi fare la rassegna stampa arriverei qua con un faldone di quotidiani così, perché io amo leggere le notizie direttamente dalla carta stampata. Io ho ancora questa abitudine. Abbiamo con noi la Zecca Garbugli, il dottor Gregori Massa. Buongiorno e benvenuto fra di noi. Buongiorno a tutti, buongiorno a Mimmo, buongiorno radioascoltatori. Finalmente siamo riusciti a stabilire questo collegamento, perché appunto dai. Tu ci sentivi a noi oggi. No, è che siamo poveretti, stavo spiegando prima che siamo poveretti come radio, avremmo, anche se siamo all'interno del Palazzo della Lega, che è un partito che sta al governo, c'è quella radio, insomma un po' si dibatte fra varie difficoltà, ma lasciamo stare le difficoltà della radio, parliamo invece delle difficoltà degli ambulanti che tu, caro Gregori Massa, cerchi appunto di far sopravvivere da un sacco di tempo. Da quanto tempo è, Gregori, che tu sei impegnato sindacalmente con Giancarlo Nardozzi nel Goia? Dillo un po'.
Dal 2013 li ho conosciuti, che qui a Torino ci fu la protesta dei forconi a fine anno e c'era una delegazione grande di ambulanti e in quell'occasione conobbi Giancarlo e un po' tutti già i dirigenti, gli esponenti, i fondatori del Goya. Certo. E avete cominciato quell'opera di difesa della categoria ambulante che ancora oggi continua. Spesso e volentieri con Gregori Massa io mi ci sono trovato, ci siamo trovati assieme anche a vari tavoli, eravamo riusciti anche a raggiungere qualche risultato, ma poi certa politica, certe amministrazioni, insomma, hanno preso, ci hanno fatto, e soprattutto certe associazioni sindacali che invece che di proteggere gli ambulanti e fare l'interesse degli ambulanti, hanno fatti precipitare in quello che è questo bailame, questo bordello che ci troviamo in Italia, dove ci sono dei comuni che hanno rinnovato le concessioni, altri che no, altri che le tengono nel comodino, nel cassettino, insomma, e si genera un clima di incertezza, per cui chiaramente uno come fa a investire? Questo sicuramente. Già il periodo comunque non è facile, proprio anche come reddito delle famiglie, come tante cose, non è semplice, e poi non ci sono certezze, cioè è chiaro, uno oggi deve investire, allora nel migliore delle ipotesi acquista un'attività che scade nel 2032, sembrano tanti anni ma non lo sono, alla fine sono 7 anni. Se uno deve comprare un negozio, fare degli investimenti di qualche centinaia di migliaia di euro, e il 2032 è dietro l'angolo, e nel migliore delle ipotesi, perché come ricordavi ben tu Mimmo, ci sono tanti comuni, tra cui anche Milano, che non hanno neanche dato questa proroga fino al 32, questo rinnovo fino al 32, quindi praticamente ci sono comuni che domani, se cambia la legge, se qualcuno si alza storto a Roma, potrebbero vedersi il loro posto di lavoro messo a gara, magari con dei requisiti per cui questa persona, che magari l'ha acquisito perché ha dovuto andare da un notaio a fare un atto, non può poi mantenerlo, magari lo perde a favore di altri. Pagandoci gli oneri fiscali, perché quando uno acquisisce appunto una concessione, uno spazio, insomma, praticamente va dal notaio e paga anche, oltre che il notaio, paga pure le concessioni. Ma queste sono assolutamente. Qua a Milano noi abbiamo avuto un sindaco che ha saputo fare anche di più, ha inibito ai furgoni che erano un po' così, un po' antichi, un po' âgé, un po' vecchiotti degli ambulanti, l'accesso alla città, per cui praticamente ci sta un corteo di maghi, di furgoni, che la mattina prima delle 7:30 invade la città di Milano, perché sennò appunto non può manco entrare. E si vocifera che praticamente il sindaco Sala voglia dare ordine alla polizia locale, quando intercetta nelle strade di Milano, quelle che appunto in pratica vengono invase dopo prima delle 7:30 del mattino, vuole dare ordine di fermare queste persone, questi furgoni, e sanzionarli. La sanzione prevede anche il blocco del mezzo. E quindi non c'è neanche, diciamo, un minimo di tolleranza, ma purtroppo anche qui a Torino le regole ormai sono quelle. Gregori, meno male che appunto i vigili sono pochi, perciò non riescono a farlo. Perché anche qui, no? Io faccio un esempio, l'altra sera, no? Perché poi uno si chiede cosa fanno all'estero, no? Allora, non so se siete capitato di seguire, Parigi si sta distinguendo per la lotta all'inquinamento, no? Hanno fatto un sacco di aree verdi, hanno sponsorizzato molto l'uso della bicicletta, eccetera. Ebbene, a Parigi gli ambulanti hanno permesso di entrare con il loro mezzo. È pubblicato sul sito ufficiale della città di Parigi, che non è l'ultimo paese, no, dell'Europa, è una delle città più importanti al mondo. Gli ambulanti hanno il permesso per entrare. Hanno una deroga che noi qui nel nord Italia stanno man mano togliendo, infischiandosene del fatto che noi facciamo 5 km al giorno, cioè questa è una cosa che è gravissima. Tu prima ma è grave anche se la regione mi dasse i soldi per comprare un mezzo nuovo, non ha senso lo stesso. Certo. Cioè compraglielo a chi fa 100.000 km all'anno, no? Non lo comprare a uno che non lo usa. Certo. Tu prima parlavi dei camion negozio, no? Ma cioè oggi il camion negozio è proprio già una cosa. Io me la sono sempre sognata fin da piccolo, mi sognavo il camion negozio. Mi sognavo un camion dove schiacciavo un bottone, in 448 si apriva tutto il banco, no? Capisco. Ecco, però costava qualcosina. Il problema è, senza voler arrivare ai camion negozi, ma un furgone di quelli tipo Daily o che ne so, tipo un Transit,
quelli minimo, ci vai a spendere sui 30.000 euro, minimo. Sì, proprio la base del base, sì, Sì. perché se no ce ne vanno 40, 50, Sì. i prezzi sono quelli, no, ma infatti no. E perciò appunto uno come può pensare di imporre ai propri cittadini, comunque sia la propria gente che lavora e che paga le tasse, perché comunque sia gli ambulanti italiani, è ormai una favola, non è vero che non pagano niente, gli ambulanti italiani pagano e come sono tartassati. A cominciare dai comuni, perché Sì. al comune se non lo paghi non ti fa piazzare, quindi Certo. si parte già da subito dall'ente più piccolo, e poi poi sicuramente ormai Equitalia si è industrializzata, bloccano subito i conti correnti, fermi amministrativi alle auto, cioè insomma ormai il cerchio è chiuso, non è più 30-40 anni fa, queste cose sono arrivate per gli ambulanti come per tutti gli altri. No, ti posso correggere, 30-40 anni fa già si pagava tutto. Io dovrei riandare a 50 anni e passa fa, quando per esempio a 53 anni fa esattamente, quando mio padre mi costrinse a lasciare la scuola e andare a scuola di sera, andare a lavorare con lui. Allora lì ancora qualcosa si riusciva, diciamo, a sfuggire, a risparmiare. Poi da 30 anni a 40 anni a sta parte invece per l'ambulante è stato un continuo essere martirizzati. Io conosco gente che ha cominciato a lavorare 40 anni fa, che pensando di farla franca ha accumulato una cosa come 60-70 mila euro di soldi che deve all'INPS. Cioè Adesso non va in pensione. No, adesso si attacca al tram, ecco, il Lo discorso so. è quello. Però, appunto, infatti anche quella è la vecchia battuta, ma voi tanto l'INPS se volete non lo pagate, no? Perché se il commerciante non lo paga in pensione non ci va, infatti anche quelle regole sono cambiate, cioè ormai non è che si scappa, cioè questo è un dato di fatto, una cosa che non viene detta sui giornali perché fa comodo dire che è sempre colpa di qualcuno perché le cose vanno male, no? Io vedo sui social c'è sempre questa campagna contro gli evasori, ma in realtà la piccola attività in Italia non scappa, cioè se uno si compra una macchina di lusso e gli vengono a chiedere perché come ha fatto a comprarla, non è più, cioè ripeto, ormai il sistema sulle piccole attività è chiuso, sulle piccole. Poi se andiamo sulle grandi lì la musica cambia. Non so se hai seguito l'acquisizione del Carrefour da parte della società New Princess. C'è una preoccupazione enorme da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, cioè lo stesso che a noi ci mette le licenze a bando, sul futuro dei lavoratori del Carrefour. E dico, allora noi siamo lavoratori di serie C a questo punto. Ma glielo vogliamo dire, Gregori, glielo vogliamo dire ad Adolfo Urso quanti sono gli ambulanti in Italia? Tu sicuramente avrai fatto anche uno studio. Purtroppo eravamo quasi 200.000, adesso siamo comunque intorno ai 160.000. 160.000 famiglie, gli impiegati quindi parliamo di più di mezzo milione di persone. Gregori, gli impiegati, quelli del Carrefour, quanti sono? Circa 13.000. Di cui molti di questi sono assunti tramite le cooperative, per cui manco sono assunti direttamente dalla Carrefour, perciò sono a rischio di licenziamento immediato. Assolutamente, ma infatti già loro, ti dicevo prima, già loro sono di serie B, cioè non è che io non reputo un dipendente sul mercato di serie A perché purtroppo fanno orari stupidi, tipo 2 ore al mattino, 2 alla sera, con la scusa che gli dicono puoi farti un altro part-time in mezzo alla giornata, si trova un altro che mi assume, quindi già sono sfruttati al massimo, cose che hanno permesso negli anni per far aprire supermercati. Perché io sono dell'idea che se dassero degli stipendi, come danno in altri settori, come danno nei comuni, ai dipendenti del supermercato, non ci sarebbero tutti questi supermercati aperti la domenica. Certo. Cioè, questo è un dato di fatto. Quindi già loro sono di serie B, noi però siamo di serie C, perché ancora peggio, il Ministero ci mette licenza a bando, non c'è mai stata la dichiarazione né di un ministro né di Urso, tantomeno di Bitonci, siamo preoccupati per il futuro degli ambulanti, ed eppure sono 500.000 persone. Sì, perché poi bisognerà calcolare sempre l'indotto. Quando si parla di lavoratori non si parla solo del titolare del lavoro, ma anche dei dipendenti, della famiglia e pure di quelli che gli forniscono i prodotti. Cioè noi andiamo a incidere anche su quella che è la vita, l'esistenza lavorativa, per dire pure di quello che coltiva i pomodori a Pachino. Assolutamente. No? Vabbè, a parte che chi coltiva i pomodori a Pachino li vende quasi tutti in Germania. Si salva con l'estero, no? Sì, hanno la fortuna che il prodotto italiano all'estero è
Ha un buon mercato, via, sicuramente. Anche i prodotti pugliesi hanno un buon mercato all'estero. Mi raccontava Giancarlo che appunto ci sarà questo mercato natalizio a Venezia, e così alla fine praticamente tutto quel turismo che ogni tanto qualcuno critica perché dicono che Venezia, ma anche Firenze, Roma, Milano viene preso d'assalto quotidianamente da tanti turisti. Ecco, alla fine questi turisti ci troveranno a noi, troveranno gli ambulanti. Assolutamente, troviamo gli ambulanti, è una più organizzata dal Goya Veneto in modo etico, non ci sono speculazioni come si vedono di solito. Ma ce la fanno fare una bancarella su una gondola? Ci proviamo. Io mi ricordo che il mio povero papà vendeva 6 cani, quelli che c'erano la testa che facevano sì, ma aveva tipo soprammobili, no? I cani tipo giocattoli, vendeva anche le gondole con le lucine, ecco. A me mi era sempre rimasta la cosa, cioè fare una bancarella su una gondola, che scappare da un canale all'altro sarebbe una figata, no? Sì, già che sarebbe bello. Bisogna vedere, dai, vediamo se ce la lasciano fare. Una buona idea, Mimmo, complimenti, ci proviamo, dai. Senti, vediamo. Mi diceva Giancarlo che avete deciso di aprire anche al commercio fisso. Però anche lì, cioè, questi sono veramente... Noi siamo stati massacrati da chi doveva difenderci, che ci hanno buttato dentro, ci hanno trascinato dentro in questa direttiva Bolkestein, se no, ma il commercio fisso secondo me è concetto pure peggio. Il commercio fisso, tu conta che dal decreto Bersani in poi è stato liberalizzato completamente. Sì. Nel senso che da quel giorno lì del 98, poi poco dopo anche i bar e ristoranti, ma il commercio fisso dal 98 è stato totalmente liberalizzato, partendo da un contesto dove era il completo contrario. Conta che mia nonna con mia mamma aveva un negozio di casalinghi e non poteva, perché il piano del commercio di allora, qui parliamo prima del decreto Bersani, non potevano aprire da un'altra parte. E quindi quando hanno avuto lo sfratto del negozio hanno dovuto smettere di fare quel lavoro. Da un giorno all'altro Bersani ha detto, sai che c'è, tutto libero. Prima forse era troppo da una parte, ma il tutto libero non è andato bene lo stesso. Vediamo i risultati. Gregori, fammi precisare una cosa, però il decreto Bersani non è inciso sulle farmacie e sui tabacchi, sulle tabaccherie. Chissà com'è, certo. Chissà perché. No? Sui monopoli di Stato non ha inciso, sì, infatti è una cosa assurda. Comunque, infatti giustamente tu dici i tabacchi ancora oggi hanno licenze che non scadono. Certo. Che non è che io voglio mettere i tabacchi a scadenza, però come il tabacchino non scade, non dovresti far scadere neanche la mia, che vado in piazza a meno 20, chi lavora in alta montagna o a più 40 gradi sotto la pioggia, al vento, e non dovresti far scadere neanche la mia. Sarebbe una questione di buon senso. Oppure di conoscenza. Ti ricordi quando salimmo grazie appunto al ministro, al Salvini, all'epoca era Salvini che ci fece aprire le porte del Ministero del Lavoro, del Mise, e noi praticamente ci ritrovammo seduti a quel tavolone gigantesco lungo dove ci stava seduta Sua Eccellenza il cavaliere quell'altro, non il cavaliere Berlusconi, e noi ci ritrovammo seduti in 14 rappresentanti di 14 2016, e con Calenda. A Calenda noi gli spiegammo che cosa significava il commercio ambulante in Italia. Quello cadde dalle nuvole. Cioè, quello ignorava quello che era il nostro valore, quello che era il gettito fiscale che noi davamo allo Stato italiano. Il problema appunto è che tanti politici ignorano queste cose qua, allora bisogna spiegargliele. Però appunto... Sicuramente, c'è anche una parte di... sicuramente anche un mondo che non è proprio molto conosciuto, quello è vero. Poi diciamo che io penso che ai direttori del Ministero faccia anche un po' comodo non conoscerlo troppo, comunque... No, forse faceva comodo appunto essere cioè non conoscere, perché così in pratica usufruivano di altri vantaggi. Comunque appunto noi riuscimmo a far capire a Calenda cos'era la realtà ambulante. Lui appunto il giorno dopo cambiò totalmente atteggiamento. Sì, mi ricordo, anche in televisione, sì, disse delle parole differenti. Sì, no, questo è vero. Io appunto ho sentito Giancarlo ieri, ho visto dei post di Giancarlo dove chiedeva appunto agli ambulanti di rialzare la testa, insomma di darsi da fare, di ribellarsi a questa condizione che ci porta all'annientamento, all'annullamento totale, no?
e appunto l'ho invitato a fare questa trasmissione, a partecipare a questa trasmissione, però evidentemente cioè non basta questo, insomma bisogna veramente rimettersi in pista e bisogna andare a convincere quelli che sono gli ambulanti, quelli che sono di quello che è un destino inesorabile se lasceranno fare senza reagire. Tu convieni in questo? Sì, perché se no non saresti... No, sicuramente, Mimo, sicuramente, ma ripeto, il problema di conoscenza sicuramente c'è. Poi ci sono, sul tema che noi abbiamo già visto in tanti anni di grande distribuzione e adesso di e-commerce, che poi alla fin fine la normativa per loro è favorevole, perché adesso l'e-commerce paga le tasse all'estero e all'Italia va bene così. I supermercati idem, perché comunque sono tutte multinazionali, hanno avuto possibilità di costruire un po' dove hanno voluto, cioè c'è comunque un filo rosso, no, che collega queste cose. Alla fin dei conti è stata anche una scelta politica, no, far prendere piede ad altre forme di commercio a scapito della nostra. Per quello quando noi chiediamo agevolazioni non è che chiediamo dei favori, chiediamo solo di essere messi alla pari degli altri, perché queste agevolazioni ce l'hanno sempre avute. Sì. Però bisogna far ritornare la speranza nei colleghi ambulanti, insomma, perché se il primo a non crederci è il diretto interessato, cioè il lavoratore ambulante, praticamente... Questa forse è la parte più difficile. Noi stiamo provando con diverse leve a far dare di nuovo un po' la sveglia per modo di dire, cioè a far tornare i colleghi la voglia di crederci, di andare avanti e di lottare, perché comunque è quello che bisogna fare. Che si parte lottando, alzandosi tutti i giorni e andando a lavorare, però poi evidentemente non basta. Certo. Gregory, io l'ho ripetuto a Giancarlo diverse volte, sia ieri che anche oggi, lo ripeto anche a te, io con questa mia trasmissione, fin quando non mi cacciano qui da Radio Libertà, sono sempre a disposizione, cioè se voi... Grazie. Se voi appunto stabilite in qualche cosa, fatemi un fischio e sicuramente vi do il mio microfono, insomma, e a parte quello poi vi do anche il sostegno che questo povero boomer che ormai sono diventato anch'io, ancora diciamo riesce a fare, insomma. Sei forte Mimmo, sei molto in gamba. A Roma si dice una cosa, te lo dico, nei forti ci cagano i soldati. Essere appunto giudicato forte a volte in Italia può essere controproducente. Pure quello. Vabbè, comunque scherzi a parte. Allora, sappiate voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà che Giancarlo Nardozzi e Gregory Massa sono appunto due colonne portanti di quello che sono i difensori degli ambulanti italiani, ma non solo. Grazie, che appunto ce la mettiamo tutta, ci proviamo perlomeno. Sì, perché è un obbligo secondo me, perché quando uno dal lavoro che svolge riceve tanto, altrettanto, anzi anche di più deve dare, dato che io, te, Giancarlo, dal lavoro ambulante tanto abbiamo ricevuto, noi siamo pronti fino alla morte a difendere quello che sono i nostri fratelli ambulanti. Dico bene o dico male? Giusto. No, ma siamo qui per questo, altrimenti farei altro, poco ma sicuro. Apposta. Vabbè, senti, vuoi dare anche tu, Giancarlo mi diceva che stavate aprendo da più parti, vuoi dare riferimenti tu, così se qualcuno ha necessità, ha bisogno, se gli passasse per l'anticamera del cervello di diventare un rappresentante anche lui sindacale, può chiamarti? Allora, le adesioni sono aperte su tutto il territorio nazionale, senz'altro. Adesso poi sul lato del commercio fisso stiamo iniziando qui a Torino perché siamo nati qui, abbiamo 2 sedi qua e quindi evidentemente per noi è un po' più facile partire, ma nulla vieta che se commercianti ambulanti o negozianti di anche altre zone d'Italia vogliono unirsi, possono contattarci tranquillamente o via mail o su Facebook o anche al telefono senza problemi. Gregory, dai riferimenti, dai. Il numero di telefono è 335 83 70 655. E sbaglio c'era anche una pagina Facebook? Sì, c'è una pagina Facebook che è Goia Ambulanti e Microcommercio, si chiama così già da anni, proprio per dire che ci occupiamo di ambulanti ma non solo, di commercio in generale.
Poi c'è anche il gruppo Facebook che è Goya Nazionale Commercio Ambulante, che è quello che tra l'altro mi sembra il più grande adesso, il più grande d'Italia come ambulanti, come gruppo Facebook. Sono oltre 16.000 membri. Ok. Insomma, i modi per contattarci si trovano anche sul sito goianazionale.it, ci sono i miei riferimenti e quelli di Francesca, ma comunque insomma in ogni caso è abbastanza facile trovarci. Assolutamente aprire un direttivo locale non costa nulla, cioè bisogna chiaramente conoscerci e capire bene cosa si vuole fare, quali sono i problemi, se possiamo darvi una mano, in che modo possiamo farlo, e poi si inizia a lavorare insieme, ecco. Va bene, ok, bravo, grazie Gregory. Grazie mille a te come sempre. Io sono sempre a disposizione, quando avete voglia, quando avete qualche novità non dovete fare altro che farmi un fischio, io vi metto a disposizione quel poco che ho. Grazie Gregory Massa. Grazie come sempre, Mimo, grazie a te. Grazie. Buon proseguimento, un saluto a tutti. Grazie Gregory Massa. Allora, cari amiche, cari amici, lo spazio più di oggi termina, anche perché la regista e i registi sono stati, la regista Sveva e il regista Simone, che sono stati pure fin troppo pazienti. Io vi ringrazio per l'ascolto e proseguite ad ascoltare Radio Libertà. Ciao. Avete ascoltato Spazio Più.